Carlotta era luce per tutti. Queste le parole strazianti di Roberto De Rossi, padre della giovane diciottenne di Fontane, che ha perso la vita in un tragico incidente stradale questa notte a Villorba. Era l'1:30 circa quando Carlotta e altri 3 amici, a bordo di una Ford Fiesta, rientravano da una festa percorrendo nella notte via Trieste. Mancavano 200 metri a via Po, arrivo e casa di Carlotta quando l'auto, forse a causa di un malore improvviso del conducente, esce di strada, schiantandosi nel fossato e carambolando nuovamente nella carreggiata. Ed è proprio in questo momento, nell'attimo violento dell'impatto, che la ragazza, seduta nel sedile posteriore dell'auto, viene sbalzata fuori dall'abitacolo, finendo nelle acque gelide. E gli amici, 2 ventenni e una 19enne, rimasti lievemente feriti nell'impatto, liberati dalle lamiere dell'auto, si sono precipitati nel fossato per farla respirare in attesa del SOMI 118, ma per Carlotta nulla da fare. Alla guida dell'auto Marco Dussin, falegname ventenne e nipote dell'assessore lavori pubblici del comune di Villorba, Alessandro Dussin. Il giovane conducente, dopo l'incidente, è risultato negativo al test alcolemico e al suo carico la procura di Treviso aprirà un fascicolo per omicidio stradale. Conosco i genitori di Marco e mi dispiace tantissimo. Non ho parole. E nessuno ha parole a Villorba, una tragedia che ha portato con sé un silenzio lacerante. Tutti nella piccola frazione di Fontane conoscevano Carlotta e del padre Roberto, infatti, il panificio in piazza Cadorna dietro la chiesa Fontane, dove durante le vacanze scolastiche la giovane figlia andava ad aiutare i genitori con qualche lavoretto dietro il bancone. E tra queste strade, bar e piazze sono tanti i ricordi di Carlotta. Io me ricordo piano piano negli anni che cresceva, che diventava sempre più grande. Un periodo quando era un po' più ragazzina venivo qua col suo amichette, venivo a prendere sempre il bere qualcosa. L'ho vista crescersi e poi un grande amicizia anche con i genitori e tutto quanto. Veramente sono rimasto proprio non male, stramale. Una ragazza dalla porta accanto, semplice e solare, faceva parte di gruppi parrocchiali della città ed era appassionata di moda, ma soprattutto Carlotta contagiava tutti con il suo sorriso, come ricorda il padre, pieno di amore e di luce.